Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, partiamo con gli acquisti di settembre e in questi acquisti c'è anche la spedizione romana del Cume. Sono stato a Roma un paio di giorni in vacanza e mi sono rilassato alla grande. Purtroppo volevo prendere i biglietti anche per Roma-Milan, è andata benissimo con Milan che ha dominato per 70 minuti in 11 contro 11, poi con l'uomo in meno comunque non abbiamo mai rischiato gol casuale su deviazione. Quindi però purtroppo c'era solo Tribuna Montemare, 230 euro, anche, ho detto anche ciao sinceramente, ecco. Però sono andato a Roma e ho fatto anche altri acquisti, ho preso vestiti, uno zaino, una felpa, dei maglioncini, però ovviamente non sono cose inerenti al canale o comunque cose come indiane dello studio, quindi ovviamente non le porto. Facciamo vedere le cose che sono arrivate tra Roma e non, inerenti alle collezioni cumendiane. Allora, partiamo. Abbiamo un bel po' di roba. Cominciamo con Magic the Gathering. Primo colpo. Terre selvagge di Eldrin, busta dell'espansione. Espansione molto molto bella e soprattutto anche, come si dice, bella cazzuta, con un power level molto molto bello. Molto forte, poi dove ci sono io perché c'è il biscottino, quindi quando c'è il biscottino c'è sempre il cume, eccolo qua. Infatti questa è la mia è la cumendina, ci sono anch'io, però diciamo sul primo Eldraine c'ero io, qua c'è invece la Ginger Brutal femminile. Eccola qua, questa è la Collector Boost, ne ho presa solo una perché va bene così, insomma, cioè, non posso diventare proprio poverissimo. Poi abbiamo Guardiani della Galassia 3, film che mi è piaciuto, forse l'unico bello di questi ultimi anni della Marvel. Eccolo qua, bellissima, versione in steelbook, ho voluto prenderla così, quelli belli li compro così. Eccoci qua, perfetto. E te lo godi a cannone, ragazzi. Eccoci qua. Poi abbiamo un po' di dischi. Questi li ho presi 10 euro tutti e due. Colonna sonora Batman Begins, o Begins, lascio voi la scelta. E Batman The Dark Knight. Qua è un po' rovinato, però per la cifra spesa veramente ne vale la pena. Eccoli qua. Prendo solo questi due, il terzo sinceramente anche no. Non per forza devo prenderli tutti, diciamo di Batman classici, ho i primi due. È più l'ultimo che la colonna sonora è bellissima, il film è particolare, cioè, solo per chi ama Batman tanto, secondo me, perché comunque trova tanto cupo, ma soprattutto lento, lungo. Però bellissima colonna sonora. Poi ho il Batman 1 e Batman in ritorno, di questo prendo solo questi due. Eccoci. Anche perché il terzo mi ha deluso molto. Poi appunto abbiamo colonna sonora del primo Batman, finalmente l'ho trovata, 10 euro comunque, molto bene. E in edizione speciale la colonna sonora di Interstellar, tanta robina, di un film molto particolare ma molto bello. Adesso sto cercando la colonna sonora di Oppenheimer, l'ho presentato in digitale perché film, vabbè, Oppenheimer, film che bisogna andare a vedere, capolavoro assoluto, il miglior film di Nolan per distacco, a mio parere, per tutto proprio. Poi vabbè, Cillian Murphy, stellare, anche tutti, insomma, qualcosa di incredibile, non voglio dire altro, sono semplicemente andata al cinema, appunto. Bene, poi invece andiamo con gli acquisti. Ok ragazzi, dopo questi acquisti che sono già importanti, partiamo con gli acquisti romani, discoteca laziale. Chiaramente, come ho già detto, non faccio vedere gli acquisti di vestiti, accessori, quant'altro. Eccoli qua, discoteca laziale. Veramente la boutique della musica, consiglio assolutamente, posto bellissimo dove comprare CD o film. E cominciamo appunto da due film. The Prestige, che mi mancava, a 5,30 euro non potevo non prenderlo. Tanta roba. E poi vabbè, in edizione Steelbook, che è uscita anche prima, perché doveva uscire fra una settimana, The Flash, film che mi è piaciuto tantissimo. E vabbè, basta solo Michael Keaton per capire che il film è stellare. No, veramente un bel film. Allora, è chiaro che la Marvel Cinematic Universe, diciamo, nel complesso ha fatto film migliori, nel senso, io sono sempre stato Batman e i miei supereroi preferiti, quindi DCiano. Però da dire che dopo i film di Nolan, veramente, cioè, se penso all'Uomo d'Acciaio, forse il più brutto film della storia, il Justice League non mi è piaciuta, Aquaman una cagata. Ecco, forse
ma non salvo nulla sinceramente. Questo però, almeno per i, cioè, diciamo, per l'easter egg, per diciamo, i fan di vecchia data, ci sta con Michael Keaton, poi addirittura vabbè, si vede anche il vero Superman, l'unico Superman, quindi vabbè, lasciamo perdere. Cioè, solo quella scena da lacrime, perché per me il vero Superman rimane sempre quello, nel senso Christopher Reeve e basta. E questo comunque è un film godibile, ha degli effetti speciali un po' curiosi a volte, però dai, ci sta. E diciamo è l'ultimo film di questo diciamo, segmento DC, è forse il più bello. Eccolo qua. E poi abbiamo 2 CD. Questo l'ho preso perché mi è stato consigliato, l'ho preso a scatola vuota, cioè diciamo a scatola chiusa, nel senso non lo conosco, anche perché corno solo un disco diciamo in un best of, ecco, perché è un gruppo che sto cercando di capire, per il momento non è tra i miei preferiti in assoluto, nel senso cioè appunto solo un best of ho ascoltato, però sto cercando di comprenderli un po' meglio e mi hanno consigliato sto disco, sinceramente la cifra spesa ci sta. Per 6,30 ho detto lo prendiamo e vediamo. Mi piace anche a volte provare cose a scatola chiusa se costano poco e vedere, insomma. Però ripeto, un genere che devo un attimo capire. E poi questo ci ho speso un pochino. Sex Pistol, diciamo, questo è il disco per eccellenza proprio in assoluto, in edizione giapponese, quindi edizione un po' la collezione, un po' figa, e assolutamente non potevo non prenderlo, visto che sto cercando adesso voglio collezionare, visto che comunque ormai io purtroppo non amando molto la musica moderna, diciamo tutte le discografie che volevo le ho completate, adesso voglio prendere pezzi un po' così, pezzi un po' particolari. Tanta roba. Quindi gli acquisti di settembre partono bene. Ho paura che i 2 Funko Pop prenotati arriveranno forse a ottobre, non capisco perché devo parlare adesso col sito dove li ho ordinati, perché non so ordinare da nessun'altra parte e capire se arrivano effettivamente o no a ottobre, perché hanno sono stati da agosto a settembre, a ottobre sono anche un po' le balle, adesso vediamo insomma. Però si parte subito a bomba, ho già della roba prenotata, comunque deve arrivare a breve, e niente ragazzi, siamo partiti col botto secondo me, con ottimi acquisti per un Cume sempre più proiettato a uscire di casa perché non ci sta più nulla. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, ci vediamo con i prossimi acquisti comendiali. Ciao! Ragazzi, continuiamo con gli acquisti di settembre, abbiamo anche le musiche in sottofondo perché c'è qualcosa, una festa vicino a casa. Allora, partiamo con un giochino, ce l'ho già in versione PC, però la volevo anche in versione PlayStation 3 perché volevo giocarlo anche su Play 3, visto che su PC è un casino adesso che con Windows 11 non va praticamente, non va, neanche col 10, cioè neanche con 8.1 in realtà, va dal 7 in giù, quindi anzi 7 diciamo il suo. E stiamo parlando di Grand Theft Auto 4, che non lo gioco da una vita e lo voglio portare, eccolo qua, GTA 4. Poi ho comprato, infatti qua avete il pano di Magic perché ho già sbustato ovviamente il set booster con la comendina di Eldraine. Adesso, dopo questo diciamo segmento ci sarà un bel po' di carne al fuoco con Magic, però intanto ho comprato qualche card, in realtà dell'ultima espansione è solo una, però è praticamente la versione, c'è la versione mia e la versione, come si dice, della comendina appunto. Allora intanto qua ho preso un po' di dinosauri perché devo montare un mazzo dinosaur. Allora, eccoli qua, 2 raptor belli cazzuti. Le creature costano in meno, ogni qualvolta una creatura entra in campo lui fa 2 danni. E se un dinosauro viene colpito, viene colpito da lui, prende più 2/+0 fino alla fine del turno. Ok. Poi ho chiuso il set dei miei dinosauri preferiti. Gli altri dinosauri hanno rapidità, ogni qualvolta un dinosauro lui entra, crea una pedina 3/3 con travolgere. Ok, chiuso, che mi serve in 4 per, che è un dinosauro che amo. Poi l'ultimo dinosauro l'ho preso in questa edizione, Galta, troppo figa, un Secret Lair e si gode. È un 12-12 e questa magia costa X meno in base alla potenza delle creature in campo, tipo metti che in campo c'ho una 6-6 e una 5-5, quindi 11 in totale, questa mi costa 1. Tanta roba, la volevo così perché è troppo figa. Galta. Ciao, godo. Poi 2 bei bestioni che mi mancavano, li volevo assolutamente in collezione e mi servono soprattutto per i mazzi tribali che io ne gioco un casino. Fiala Eterea. Il mio mantenimento,
Posso aggiungere la tappo, posso aggiungere un segnalino, sì scusate la tappo, posso aggiungere un segnalino alla fiala eterea e dopo tappandola se ha un segnalino posso mettere una creatura dalla mano in costo 1, se è 2 2, 3 3, così in base al mazzo che ho, non so, metti che le creature più importanti sono a 3, faccio arrivare a 3 in 3 turni e dopo posso praticamente giocarla gratis solo tappando appunto la fiala eterea. L'ho presa nelle 2 edizioni, preferisco questa, ma ne volevo entrambe, me ne bastano 2 perché comunque sono le carte che costicchiano un po' di più. E poi chiudiamo, scusate, con, eccola qua, la versione al femminile del Cume. Eccola qua, l'ho presa in questa foil con l'arte diversa, diciamo, e si gode. Perfetto. Raga, adesso finisce questo segmento, tra poco ci rivecchiamo perché comincia il segmento, quello bello corposo. Ok ragazzi, andiamo avanti con gli acquisti di settembre e abbiamo un paccotto interessante qua, dove Magic è, diciamo, l'attrazione principale. Mamma mia, quanta rovina! Rovina è molto interessante perché sapete che faccio le collezioni anche non solo di card ma anche delle portacard e diciamo le Dragon Shield che sono qualcosa di meraviglioso. E partiamo appunto Dragon Shield Rubino e si gode. Dragon Shield Ember e si gode ancora di più. Queste cazzo forse le ho cannate, però solo 60 sono. Queste devo prendere quelle da 100, sono un po' una pippa. Sono sempre standard, sì, standard size, però 60. Magenta, ecco perché costava meno, altro che sconto. Pippa Cumendiana. Tangerine e God. Dopo facciamo vedere i colori, E Peach, il signor Peach. No, ho cannato quella, però sono un figo. Dopo Wild of Eldrine, in un inglese perfetto. Questo diciamo è il solito bundle, quello con le terre, con il dado e con le bustine. Eccolo qua. Go. Poi abbiamo un pre-release pack, e questo molto interessante. E signori e signori, il primo pop di una lunga serie su Michele, figlio di Giacomo. Eccolo qua ragazzi. Michael Jackson in trailer ovviamente e si gode. Trailer. Perfetto raga, non c'è più niente, controlliamo per sicurezza. Ok, tutto iper regolare e buono raga, e andiamo a vedere un po' il tutto. Eccoci qua. Ti dico, adesso andiamo a vedere, dai, faccio vedere i colori. Ah, sono qua, senza doverli aprire subito. Questo diciamo è un rosa un po' particolare. Non ho il rosa pink, diciamo, quello pink Barbie, diciamo. Questo è magenta, questo lo facciamo vedere, cazzo. Come ho fatto a prenderla da 60? Per carità, mi bastano, però... piccolo vaneggio Cumendiano, però ne vale la pena. Eccolo qua. Quindi ragazzi, se costa meno è perché sono meno le bustine protettive. Poi abbiamo, questo purtroppo non ce l'ha, quindi dobbiamo aprirlo. Apriamo in diretta. Aspetta un attimo. Eccoci qua. Questo è bellissimo. È un arancione particolare. Tanta roba. Ma mi manca. Anche di questi li voglio tutti, quindi. Tutti, quantomeno quelli che mi piacciono, ecco. Perché proprio sprecarli anche no i soldi. Però quelli che mi piacciono assolutamente, non costano tanto per fortuna. Ok, scusate, eccolo qua. Qua abbiamo Rubino. Questo è tanta roba, questo è bellissimo.
Questo però non è liscio, e a qualcuno può dar fastidio perché preferiscono lisci a quelli ruvidi, diciamo, ma non mi cambia niente. E questo, ecco, possiamo fare così. Sembra il peach, cioè scusate, sì, no, il tangerine, scusate, ma in realtà è un arancione un po' diverso. Apriamo anche questo, tanto chi se ne fa, adesso vedi sono uguali. Ce la facciamo? Madonna, crisi comandiana. Ok. No, è molto diverso. No, ciao, questo è forse l'arancione più bello. Mamma come godo. L'arancione così non ce l'ho. Signori, questi colori, dai, apriamo anche l'ultimo e poi vi salutiamo perché dopo devo fare una cosa importante, ovvero sia l'unboxing delle carte. Eccolo qua. E questo è un rosa tenue, diciamo, rispetto al rosa, ecco, rosa shocking, adesso non mi veniva. Eccolo qua, però molto bello, anche questo. Godo. Perfetto, raga. Un saluto del comendone, acquisti importanti, li rimettiamo bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma Michael Jackson sinceramente è qualcosa di epicus. Raga, alla prossima con gli acquisti comendiali. Ciao! Bene raga, andiamo avanti con gli acquisti comendiali. Oggi in realtà sono due cosine, una cosa trovata invece da mia mamma che non me ne vergogno e la porto qui per aumentare la collezione. Diciamo che facciamo vedere subito un CD preso in un momento d'amore comendiano, il primo diciamo amore, e allora vai solo con canzoni d'amore, canzoni da para come si suol dire, cioè proprio come si dice, questo è anche un gruppo che qualche canzoncina carina l'ha fatto, comunque a me insomma non è dispiaciuta, però ecco diciamo che sono gli acquisti quelli, come ho fatto vedere, altre chicche di CD insomma un po' dimenticati, che però ogni tanto quando riesco a trovarli nel casino che ho ancora diciamo a casa dei miei, comunque voglio portare qua anche perché sono tenuto talmente bene che è nuovo praticamente, non l'ho ascoltato sì tanto, ma la custodia è intatta, probabilmente all'epoca li mettevo dentro, non so se magari forse i più vecchiotti si ricordano, in cui porta CD, mettevi dentro il CD e te ne stavano una cinquantina, robe così. Comunque, andiamo, stiamo parlando di un CD dei Bianco Dolce. Mentre nulla sta fermo. Scusate ragazzi, dovevo farla, comunque questo qua, che c'era la canzone che piaceva tanto anche alla compagna del tempo, solo 3 minuti. Canzone proprio che è stata bruciata prima su CD e poi sui primi iPod. E comunque ci sta, fa parte della mia vita, entrerà nella collezione comendiana. Poi qua bestemmie, Revenant, Redivivo, l'ho preso a 4,99 €, ma purtroppo questa cosona qua che non mi va, ho già fatto il reso, mi arriva domani, intanto però lo faccio vedere. Non ho neanche mai visto sto film perché io amo DiCaprio, però sto film proprio non mi ha mai ispirato, l'ho preso per la cifra ovviamente ridicola e per il fatto che comunque è il film che gli ha regalato il premio Oscar e quindi lo volevo per la collezione. Ecco, 4,99 € ci sta, però porca miseria. Ho così ho occasione anche per vederlo, sta cosa non l'accetto, anche se appunto sono 4,99 € e il reso è pronto, domani arriva, ciao. Ultima cosa, la cosa più interessante, torniamo finalmente a parlare di giochini che, insomma, dobbiamo ancora, come si dice, non esiste mese senza acquisti comendiani dove c'è almeno qualche videogioco. Questo mese ce ne saranno sicuramente meno, però è arrivato ragazzi per SNES, Waterworld, film storico, mi ricordo che lo guardavo come papà ogni volta, cioè un film che alla fine non ha fatto un grosso successo, cioè le premesse erano altre, però ragazzi non potevano prendere il gioco per SNES, Waterworld, e si gode. Buono raga, gli acquisti sono finiti e no, se volete ho preso anche questo per pulire gli occhiali e le robe, ecco, molto bello. Raga, un saluto dal comendone, deve arrivare ancora chiaramente qualcosa, tra cui una chicca non particolarmente costosa, ma una chicca, il classico chiccotto obeso che farò anche l'unboxing. Raga, un saluto dal comendone veneziano, alla prossima con gli acquisti di settembre. Ciao! Bella raga, siamo in cucina, acquisti di settembre, cose veloci, di cui una addirittura presa a 15 € con la gift card. Ciao, me la godo. Ma tanto qua è arrivato
ridivivo Revenant a posto, per fortuna, senza problemi. Poi, visto che adesso comunque voglio prendere gli scatolati anche, diciamo, dipende dal gioco, dipende se ce l'ho già altre versioni, tutto quanto, visto che mi mancava una versione scatolata PlayStation 5 di questo genere, me la sono presa, arrivata, NBA 2K24, Kobe Bryant, eccola qua, PlayStation 5, e ci cominciamo la season che... Oh, ma nessuno caga mai, cioè, è la più bella modalità della storia dei giochi sportivi, tutti fanno la solita carriera di merda, cioè, io non lo so, veramente non capisco, ragazzi, il futuro è questo, cioè fare partire dall'85, dall'88, dal 90 e fare così, cioè questa è la figaggine, no? Un bel giocatore che ha rotto le valle, sempre quello, e questo invece preso a 15 euro con la gift card, incredibile, che poi raga, in realtà me l'ero perso perché ho preso March of the Machine, normale, mancava diciamo le conseguenze e me lo sono pigliato. Questo non farò l'unboxing perché è roba vecchiotta, però l'ho preso. Signori, un saluto dal commendatore veneziano, presto un acquisto fondamentale, mi compro la C-Milan di Milano. Ciao raga, andiamo avanti con le acquisti di settembre, abbiamo tanta carne al fuoco. Allora raga, direi di partire con subito una chicca atrocissima, ragazzi, trovate a 50 euro, cioè non posso non prenderlo. Raga, il mouse pistola praticamente, cioè Vertical Mouse for Gaming, è una specie di mouse che però ha l'impugnatura di una pistola per gli FPS, queste cose qua. Questo adesso faccio vedere così, farò l'unboxing subito dopo sto video e vediamo un po' cos'è sta roba, cioè sono troppo curioso di capire se è figo o no. L'ho rischiata, vabbè, ci sta dai. Comunque, una bella chicchetta, classica cricca atrocissima. Poi raga, sono arrivati altri bambini, i giocatori in caricatura, ragazzi, li ho trovati a bel prezzo con gente che mi mancava. Allora, cominciamo. Questa è di un'edizione nuova, diciamo. Tony Cross, Real de Madrido, eccolo qua. Poi Bruce Wayne Rooney, Everton. Ecco, tutti fatti a mano, e certi sono fatti con repaint, cioè nel senso un repaint, lascio voi la scelta, quindi sono ridisegnati e ripitturati. Qua abbiamo Diego Forlan, Man Red, Blue Jersey, senti che roba, senti che roba. Diego Forlan, giocatore che ho amato tantissimo. Poi, questo è un bel chiccone, ha fatto benissimo. Oba Martins, Newcastle. Stupendo, questo è veramente uno dei più belli mai fatti secondo me. Ottimo. Poi questo quello che ho pagato di più, particolare, non facile da trovare così, Liverpool, Fernando Torres, El Niño, che con i colpi di sole ragazzi, la chicca finale, El Niño Torres. Diciamo che agosto e settembre sono il mese dei bambini, eccoli qua. Poi e questo molto figo, direttamente dalla Svezia, Freddy Ljungberg, col cappello ossigenato, ciao, colorato, sì, rosa, come cazzo. Eccolo qua, grande Ljungberg, uno dei giocatori più sexy della storia, Caressa lo diceva sempre nelle telecronache. Poi questo altro chiccone, avevo già Alan Smith, maglia bianca, Leeds, Mark Viduka, maglia gialla, Leeds. La maglia, una delle maglie più belle della storia che dovrò prendere anche. Mark Viduka, perfetto. Ciao ragazzi. Sono bellissimi veramente. Chi ama il calcio non può non collezionarli. Poi questo l'ho preso soprattutto, non amavo il giocatore che perché non ho un bel ricordo del Milan, ma la maglia dorata del Barça la cercavo. Patrick Kluivert, maglia Barça, una delle più belle. Eccolo qua, bellissimo. L'olandesone Kluivert, che purtroppo al Milan ha miseramente fallito. Poi Raul, maglia Spagna, quello del Real Costicchia, quindi aspetto a prenderlo. Raul Blanco, eccoci qua. Poi penna bianca, Silver Fox, Middlesbrough, Fabrizio Ravanelli, fatto molto bene Ravanelli, e si stragode. E chiudiamo, questo l'ho preso in più versioni, ma l'ho preso proprio per la maglia che è la mia preferita dell'Olanda, l'avete anche vista nella collezione di maglie, che invito a guardare. Ruud van Nistelrooy, Monfio è morto.
Non ci credo. Non si è rotto, no, per fortuna. Mamma mia, l'ho rischiata, è caduto sul tappeto per fortuna. Mamma mia, panicata. Ruud van Nistelrooy, maglia Olanda, Euro 2004. Cioè la perfezione esiste, la maglia più bella dell'Olanda a parte quella dell'88, che c'è il Van Basten che devo prendere, costa più di 35 euro. Eccolo qua, non è rovinato, era già così. Ruud van Nistelrooy, chiaramente sono ridisegnati, quindi è chiaro che delle imperfezioni ci sono, ma questo è costato 2 euro ed è perfetto, ragazzi. Aspetta che lo controllo il mio Ruud. Ok, tutto a posto, perfetto. Eccoci qua. Bene, poi abbiamo, che riapriamo anche subito, delle bustine, praticamente una serie scherzo, una serie vaneggio di Magic, però delle terre fighe, vediamo se trovo qualche terra carina magari. Ce le apriamo subito, però prima di aprire, diciamo, voglio far vedere il chiccone, signori. Cominciamo da qua. Sono 7, ragazzi. Arrivata prima del derby. Ho preso la bianca, sapete che io prendo sempre più quelle tra trasferto, le terze maglie. La maglia del Milan. Eccola qua, aspetta un attimo, facciamo così. Alziamo un attimo. C'è anche la lavastoviglie che va. Eccoci qua. Buono. Eccola. La maglia dell'AC Milan. Che ho scelto secondo voi, spero di non. Ecco, con De Ketelaere l'anno scorso con la verde non è andata benissimo. Quest'anno speriamo insomma di sì, ma già abbiamo visto grandi cose. Reinders 14. E la mettiamo subito nel derby, sarà la sfida col Bode. Tijani, Reinders, numero 14. Maglia stupenda, maglia seconda bellissima, le più belle della Serie A secondo me. Io sono molto critico con le maglie del Milan, non mi piace quasi nessuna, ma questa bianca, ragazzi, delle finali, quando andavamo in finale, è stupenda. Vediamo se riusciamo a perdere il quinto derby del 2023, devo fare i complimenti all'Inter, sta facendo qualcosa di incredibile, complimenti anche per la seconda stella, però insomma dai, cerchiamo di giocarsela almeno un gol, cacchio, che veramente non è andata molto bene negli ultimi 4 derby. Bene raga, adesso ci apriamo i pacchettini, i pacchettozzi. Sono arrivato una serie che non è neanche legale, ragazzi, dopo una serie scherzo, ma li ho trovati, cioè, dovrebbero essere 3 buste, 6 buste, 15 euro prese, ciao. Perché vorrei magari anche tenerli, visto che non sai, sono un feticista delle scatole. Non so quante ce ne sono dentro, nel senso magari saranno pacchetti da blu. Sì, sono 3, ok. Draft booster. Boh. Vediamo, sono curioso. Però ci sono delle terre che hanno delle art bellissime, addirittura certe terre valgono 200 euro, ma non credo siano in questa, saranno in un altro box secondo me. Uno. Apriamo anche l'altro. Vediamo se riusciamo a fare magari meno danni con l'altro. Ok. E vediamo ste carte. Sono proprio curioso di vederle ste carte vaneggio. Eccoci qua. Non costano niente, ovviamente, perché sono carte non legali, che ripeto sono solo carte da collezione, così proprio vaneggio, classico vaneggio. Vendiamo. Ok raga, io direi che possiamo andare, eccoci qua. Vai, vediamo queste carte vaneggio, sinceramente non puoi stare in piedi per piacere, grazie. Alla fine questo video degli acquisti sarà forse più lungo di tutti questa volta. Ecco. Grazie. Vai. Si parte. Vediamo cos'è sta roba. Aspetta, andiamo ancora un po' più giù però, perché voglio guardarle non dalla telecamera, se no non capisco one cazzo. Ok. Qua abbiamo, sono anche in inglese, crea 2 pedine 1-1 clown robot artefatto. Sì, boh. Perché questa è una dicitura un po' particolare, però che figa, bellissima da vedere, sono bellissime, hanno una consistenza diversa. Guardiamo le art che è meglio. Ok.
Queste sono tutte la collezione. Ok. Entra in campo di battaglia. Distruggi un artefatto, un incantesimo, crea 1/1, squirrel creature. Boh. Questo è un goblin, boh. No, guarda che belle che sono. Fantastiche. Ma c'è qualche mitica, qualcosa? Eccola qua, mobile, clone mobile. Ed è rara, ragazzi. È rara questa. È rara. Beh, ma cioè, ecco, solo la terra vale il prezzo del biglietto. Bellissimo. Avete preso questa terra qua per dire, vale comunque 1,71 €. Cioè, anche trovare 6 terre così, te li godi sinceramente. Che bella, raga. Bellissima. E questa? Tunnel of Love. Artefatto attrazione. No, vabbè, ciao. No, ma è troppo bella. Però vogliamo terre, vogliamo terre. Crown Robux ce li teniamo tutti. Queste cos'è? Queste le teniamo tutte, ragazzi. Me le metto tutte nel quaderno. Queste. Aspetta che però le dividiamo per colore, se non ci capisco una mazza. Allora, artefatto. Beh, le terre sono qualcosa di mostruoso. Blu, bianco, blu, nero, rosso, verde, blu, rosso, blu, nero, bianco. Vai, secondo pacchetto. Vediamo cosa portiamo a casa. Allora, Boeing. Abbiamo già doppi ovviamente, ma le carte penso che saranno non tantissime, cioè perché in realtà ne vedo forse sono 300, però va bene, solo noi possiamo trovare subito le doppie, siamo grandi, aia. Prima volta che prendo un'espansione così, diciamo. Blu. Pietra, Crafter of Clown, no, che ma quanto fighe sono, dai. Abbiamo una zombie quest. Bellissima anche l'isola, dai, che sono di trovare tutti i colori. Ecco, l'isola forse vale anche qualcosina di più. 2 €. Siamo già 3 € comunque, già 3 € così con 2 terre, cioè dai, già te le godi. Cos'è? Pick and Bibble. Artefatto. Hall of Mirrors. Bellissima anche questa. Qua abbiamo una foil. E qua abbiamo una pedina. Quella che vale di più è una nera che vale 10 €, so in half. Ci proviamo. Così ci paghiamo anche i due cose che la troviamo. Ok. Bianco. Big winner. Ma che fino, vabbè, ciao. Alien dinosauro. Blorbian Buddy. Tusk and the Whiskers. Questo cos'è? Un elefante, bellissimo. Guarda che bello sto elefante, ciao. Qua abbiamo un altro artefatto. Ok. Veicolo, ovviamente. Qua abbiamo Night Shift of the Living Dead. Sentite ragazzi che pronuncia. Lifetime Password, bella, tutte belle. Anche le doppie. Qua abbiamo una bella palude. Una paludina da 2,61. Mamma come godo. No, però non è la stessa. Sorry, purtroppo no, è quella meno nobile. È quella da 0,53 centesimi. No, epic fail, peccato. Qua abbiamo un altro artefatto. E qua abbiamo dei super laser, questo avevamo già preso. Ok. C'è anche bella una tipo
Planeswalker, cometa, stella pup. No, voglio il Planeswalker, ragazzi. Voglio il Planeswalker. È ufficiale. L'è ufficiale. Nero. Vai. Artefatto. Un bel Red Passion. Goblin Blastronautus. Altro elefantino. Artefattino. The Most Dangerous Gamer. Bella, molto bella. Una bella pianura, molto faiga. Che è quella che vale meno, ovviamente. 0,40. Guardiamo così tanto per negozio di shop. Ok. E ok. Ce ne restano 2, raga. Dopo sai scherzo così vaneggia, però devo avere in collezione anche queste, non mi dà minimamente fastidio, anzi, molto molto carine. Tra 30 anni saranno le carte più costose di Magic the Gathering. Ticket Turbo to Test. The Big Top. Ok. Porca miseria, mi sono spoilerato la terra. Elf Performer, bella. Un isolotto, ragazzi. Un isolotto. 0,50. Ok. Tanti artefatti. Non abbiamo culo neanche in queste serie. Dai, volevo... Quella che vale di più è la montagna versione 2 comunque. Qua purtroppo non ci saranno sicuramente le terre, quelle da 200 euro, ma chi se ne fotte. Noi ci divertiamo a spacchettare. Ok. So che non dovrebbe essere questo video qua, ma lo sono negli acquisti, chi se ne frega. Terra. Ok. Red. Verde. Red. Bella questa. Ma questa però, secondo me, è una versione alternativa però, no? Vediamo un attimo. Questa la guardiamo insieme, è comunque una carta argentata, però voglio vedere se nelle diverse. Bella. Un'altra bella terra. Artefatto, roller. E ciao, poteva andare molto meglio, no scherzo, va bene così. Vediamo questa per curiosità. Magari un'arte diversa, sono qua con il mio tablet ufficiale. Allora, aspetta un attimo. Monoxa. Ricerca. Ma un cazzo, perfetto. Però era nella versione alternative. Sì, infatti. Quindi non era nella versione, diciamo, vicicente. Buono raga, un saluto dal Comandone Veneziano, acquisti di settembre sbalorditivi. Ciao! Raga, acquisto di settembre è arrivato Star Wars, The Clone Wars, gli eroi della Repubblica per PSP. E questo lo vedremo anche, lo porterò a breve. Quindi, tanta roba, tanti personaggi storici e iconici della serie TV. Questa è stata una serie TV stupenda, a mio parere, dove Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi dominano la scena, ma soprattutto il grande Anakin. Tra parentesi, episodio 5, Ahsoka Tano, un episodio da brividi potenti. Raga, un saluto dal Comandone, ci ribecchiamo con gli acquisti di settembre. Ciao! Ragazzi, andiamo avanti con gli acquisti di settembre, c'è tantissima carne al fuoco perché tanta roba che ho prenotato mi è arrivata adesso, quindi così doveva arrivare o agosto o più tardi, è arrivata adesso. Cominciamo con un pezzo che cercavo da tanto, prezzo stracciatissimo, Luke Skywalker, proprio del ritorno dello Jedi, che è il miglior Luke secondo me. Ciao Luke, ciao, io sono Luke Skywalker e ho 5 anni. Ciao, perfetto. E ci siamo, madonna, fa un caldo bestiale. Poi, avanti con i pop, edizioni Michele,
Michele, figlio di Giacomo, finalmente arrivano i pop ufficiali di Michael Jackson e si gode, signori. Quelli, i 3 che volevo sono arrivati, 3, perché arriva anche Bad. Ne abbiamo Bad e Trailer. Bad e Trailer, signori, perché questo così si dice, ragazzi. Chi dice Bad e Thriller ha sempre sbagliato. Bad e Trailer. Trailer, yes. E si gode molto bene. Poi andiamo di Blu-ray Cume indiano. Aspetta un attimo. Ok. Steelbook di Spider-Man. Tanta bella roba. Across the Spider-Verse. Non ve lo devo ancora vedere, ragazzi, non ho mai tempo. Ma il primo è stato bellissimo, si prospetta anche questo. Tanta roba. Poi abbiamo altri 2 film, per la precisione 2 DVD. Non è proprio un mio genere questo, ma mi è sempre piaciuto questo film con Alfred Molina, Specie Mortale. Un horror, un po' così, non proprio un horror super, però non è un mio genere, ma questo mi piace. Preso in DVD perché in Blu-ray lo pagavo 40 euro, l'ho preso a 10, cioè non è un film comunque tra i miei preferiti, nel senso che devo averlo per forza in Blu-ray, quindi l'ho preso così. E poi Fratelli d'Italia. E qua questo non ha bisogno di presentazioni per il ciclo i film italiani del Cume e si gode molto bene. Poi abbiamo cosa qua? Vedi, purtroppo certe custodie dei DVD arrivano un po' così, però vabbè, su fili del genere costa 5 euro, me ne ciao. Poi abbiamo 2 giochi retro, The Sims 1, l'ho preso platino perché ho risparmiato 15 euro, ma che cosa me ne fotti un gioco così averlo non platino, cioè io con tutto, i collezionisti di una sola cosa li capisco, però che sboccio, fiori, cioè parliamoci chiaro, stiamo parlando di videogiochi comunque che sono uguali, la stessa cosa, cioè chi colleziona solo videogiochi può aver ragione, però vabbè, non giustifica comunque su un gioco così 15 euro di differenza, però per chi fa tante collezioni, cioè va benissimo così. Invece il secondo l'ho preso in francese perché proprio non potevi non prendere in francese. Roland Garros Paris 2005 Smash Court Tennis e si gode, ragazzi, tanta roba. Abbiamo finito con gli acquisti, teoricamente ho qualcos'altro in prenotazione, però bisogna capire quando arriva, diciamo che ormai vivo così, nel senso se arriva prima, arriva dopo, certe cose sono in ritardo, altre arrivano prima, ci sto capendo, più una mazza, però sta di fatto che stiamo dominando il mondo. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao! Raga, andiamo a chiudere gli acquisti di settembre con qualche card di Magic, card tranquillissime, ci ho speso niente, quei 15 euro in totale, perché avevo bisogno delle carte per chiudere di set per avere, diciamo, la scorta. Allora cominciamo con queste. Bird Eye Escape, dal Signore degli Anelli. Ne volevo 4, ne avevo solo uno, ne ho prese 3 e foil, perfetto. Poi ho preso un altro scultore di Ginger, cazzo di biscottini, che è praticamente il mio padre che mi crea, grazie, ciao. Poi 2, insomma questa è l'amorosa del Cume, quindi la biscottina, perfetto. E 2 coniglietti, bella carta questa che voglio provare. E da Eldraine il draghetto, diciamo il Decadent Dragon, versione alternativa, foil. Raga, un saluto al comandante veneziano, finiscono gli acquisti di settembre, grandi acquisti importanti. Chiudiamo anche che voglio farvi vedere intanto come ho posizionato i 2 Funko Pop di Michele. Attenzione, abbiamo Michele messo insieme a Freddy, a Elton e Elvis, raga, a Simon e a chiunque. Raga, un saluto al comandante veneziano, ci becchiamo per gli acquisti di ottobre. Ciao!